Va bene, diciamo soltanto quattro parole su questo passo, su questo crocevia e su questo edificio che sta alle nostre spalle e che, come dire, apparentemente potrebbe essere scambiato per un qualsiasi casone di campagna, di caccia. In realtà è un edificio molto antico questo e ha una storia molto particolare e ha anche, come dire, una condizione, diciamo, giuridica molto particolare, perché la metà che dà verso questa parte, quindi verso la Valle del San Lorenzo, oggi ricade nel comune di Pietrabruna. La metà che va dal contrafforte verso l'altra sponda della vallata è già nel comune di Castellaro. Siamo partiti da Pietrabruna, abbiamo lasciato il borgo storico, abbiamo intrapreso quella che si chiama appunto via San Salvatore, abbiamo incontrato lungo questa antica mulettiera un oratorio, non so se ci avete fatto caso, subito uscendo dall'abitato era l'oratorio di San Rocco ed è uno di quelle cappelle, di quegli edifici religiosi che sorgevano al di fuori degli abitati e nel caso di San Rocco erano destinati a raccogliere le piccole comunità di appestati. Questo perché San Rocco, insieme a San Sebastiano, insieme ad altri grandi santi taumaturghi del Medioevo, erano, come dire, i santi più invocati in questi casi contro le calamità, contro le pestilenze. Ed ecco per cui gli oratori che spesso portano queste dedicazioni, come San Rocco, come San Sebastiano, sorgono sempre al di fuori dei centri abitati. Un altro oratorio magnifico che è dedicato a San Sebastiano, io ve lo segnalo, visto che come progetto Best Of abbiamo il compito e il dovere di come dire, tutelare e salvaguardare, ma anche promuovere le bellezze del territorio. Mi piacerebbe che voi andaste a vederlo e si trova proprio ai piedi di Costa Nera, immerso fra gli ulivi. Ed è una costruzione quattrocentesca, oggi cade in rovina, ma sono delle rovine davvero suggestive. E dicevo, San Salvatore, questo è un passo molto antico, qui si incontravano diverse giurisdizioni comunali, il comune di Porto Maurizio che aveva qui l'ultimo avamposto occidentale in Pietrabruna e Civezza che si trova proprio sull'altro versante, e poi quelli che sono stati i comuni che ricadevano nei possessi dei conti di Ventimiglia, cioè Montalto, Badalucco, Castellaro, Carpasio, eccetera. E dall'altra versante la via che porta verso Boscomare, come vedete anche segnato qui nelle indicazioni, che ricadeva addirittura in un'altra giurisdizione che era quella del feudo dei Lingueglia, del feudo dei signori di Lingueglietta. Non è un caso che, come dicevo prima, i più grandi interessi economici, le più grandi risorse che servivano per il sostentamento di queste popolazioni di contadini e a carattere rurale e montano abbiano costruito qui un edificio che valeva non soltanto per il comune di Porto Maurizio o per i Lingueglia o per i conti di Ventimiglia, ma valeva soprattutto per le popolazioni che qui vivevano, risiedevano, lavoravano e molto spesso abitavano anche per lunghi periodi dell'anno. Tant'è vero che questo edificio nei documenti medievali come dire, viene proprio indicato come di proprietà della comunità, ma non è la comunità di Pietrabruna o di Porto Maurizio, sono proprio le comunità che qui arrivavano per lavorare. E l'importanza di questo pilone, cappella, oratorio votivo era talmente grande da servire non soltanto la comunità di Pietrabruna o di Boscomare, ma Civezza, quelli che arrivavano da Dolcedo, quelli che arrivavano da Montalto, quelli che arrivavano da Badalucco, quindi in realtà qui si raccoglievano molte popolazioni, molte generazioni di contadini che qui venivano per pascolare, per fare la foglia, per albergare anche nelle caselle, nelle suppene. Non so se avete mai visto anche queste costruzioni caratteristiche molto basse di forma rotonda o rettangolare, ecco, sono architetture storiche anche queste. In realtà le pietre risalgono probabilmente all'800 e al 900, ma il carattere dell'architettura risale, dicono, già all'epoca delle costruzioni nuragiche, dei tolos micenei, quindi siamo in una zona in realtà che ha un'altissima vocazione di antichità, e questa vocazione di antichità è dimostrata oggi, ancora oggi, da questo casone che racchiude all'interno dei dipinti che datano alla fine del 400, che sono molto rovinati purtroppo perché questo casone, questa cappella di San Salvatore ha vissuto delle vicende piuttosto travagliate, drammatiche. È stata durante la guerra un fienile, le truppe, anche le milizie, diciamo, della seconda guerra mondiale l'hanno utilizzato come una sorta di polveriera, era una base di esercitazione, quindi gli affreschi che erano coperti da questi strati di intonaco
sono stati anche, come dire, bersagliati dai colpi delle raffiche di mitra, semplicemente per provare le baionette piuttosto che gli altri fucili del conflitto. E quando ci siamo accorti che sotto l'intonace esistevano degli affreschi, purtroppo era quasi troppo tardi, ecco. In realtà qualcosa è venuto fuori, molto abbiamo perso, ma qualcosa forse resiste ancora sotto questi strati di intonaco. Il discorso è che, come dire, quando mancano i soldi spesso è sempre meglio non riportare alla luce quello che rischierebbe di essere perso nel giro di pochissimi anni, di pochissimo tempo. Questa è la storia è grosso modo la storia della cappella di San Salvatore, del passo di San Salvatore. Dicevo, e chiudo, questa è una zona di vocazione molto antica, è dimostrata dalla cappella di San Salvatore oggi, ma anche dalle alture del Follia e del Monte Faudo. Sul Follia, e vedremo poi i reperti una volta raggiunto di nuovo a Pietrabruna al termine del nostro giro, sul Follia è stato individuato a partire dalla metà degli anni '80, se non sbaglio, dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera è stato individuato un antico castelliere, uno di questi villaggi concentrici cinti da mura piuttosto mastodontiche, ecco, hanno dei blocchi di pietra piuttosto grandi, che, come dire, è stato abitato in diverse fasi della nostra storia e a partire soprattutto dall'età del ferro, come accennavo quando siamo partiti a Pietrabruna. Quindi siamo in una zona che ha vissuto una frequentazione che va dal IV-III secolo a.C. e con varie interruzioni è continuata fino all'età della romanizzazione, quindi quando a valle è stata aperta la via Iulia Augusta, che è, come dire, la più grande, la più importante arteria costiera che correva nella Liguria di Ponente, e a partire dal I secolo a.C. sino tutto l'Alto e il Basso Medioevo. Bene, lasciata la cappella di San Salvatore, qualche metro più in avanti ritroviamo oggi i ruderi di una casa storica e di grande importanza per la comunità di Pietrabruna. Siamo davanti a quella che fu e quella che è stata la casa degli Agnesi, forse una delle famiglie più importanti a livello imprenditoriale della zona di Imperia. La famiglia che lega il suo nome alla pasta asciutta. Un casone che è stato in precedenza della famiglia Drago, che è stato poi acquistato e sviluppato e portato, devo dire, anche a un certo livello architettonico dalla famiglia degli Agnesi, che qui organizzavano, ospitavano anche delle manifestazioni piuttosto importanti, delle sagre, delle feste paesane, sino a non moltissimi anni fa. È caduto in disuso quando gli stessi Agnesi hanno lasciato la proprietà, è stata recentemente recuperata o, come dire, utilizzata come ricovero per una mandria di pecore e per un pastore che qui vive e pascola e produce i derivati del latte. Questi sono tutti i reperti che vengono da questo castelliere, no, del Monte Follia, che vedete in una bella immagine lì e qui, proprio qui nella parete di fianco. E come diceva un po' Marco stamattina, forse questi villaggi fortificati avevano questa forma anulare, no? E stavano appunto sulle cime principali delle vallate e comunicavano probabilmente. Le grandi vie di comunicazione passavano davvero molto in alto ed erano un sistema di villaggi fortificati, difensivi, e diciamo, per quello che riguarda i reperti scavati sul Follia, questa è la zona più antica. Qui abbiamo del vasellame in pietra ollare, in una ceramica molto povera che sta grosso modo nell'età del ferro, come dicevamo oggi, tra IV e III secolo a.C. più o meno. È interessante questo vaso che è stato quasi tutto ricomposto.
E poi questo sito di altura, questo sito fortificato con queste murature ciclopiche, però realizzate con questa tecnica a secco che è rimasta nella nostra cultura per millenni, non solo per secoli. È stato veramente rioccupato, abbandonato nel corso dei secoli sino a tutto il Medioevo. E i ritrovamenti più importanti datano soprattutto all'epoca della romanizzazione. Siamo nel I secolo a.C., dicevo oggi, l'apertura della via Iulia Augusta, questa grande arteria di scorrimento costiera, ma non soltanto costiera, perché in realtà deviava spesso, e qua in zona deviava anche verso i monti, aveva delle diramazioni secondarie ed erano strade soprattutto d'uso delle truppe, perché la Iulia Augusta è stata aperta con i Liguri per sottomettere i Galli, sostanzialmente. Non i Liguri. I Liguri sì, ma come dire, la zona che premeva i Romani era la Gallia, all'epoca di Cesare. E la via Iulia Augusta data grosso modo al 13-12 a.C. Quindi siamo proprio un attimo prima delle campagne della Gallia. Già cosa fatta. Sì. Quello che riguarda, diciamo, la parte a monte e le diramazioni come quella che abbiamo percorso oggi di San Salvatore, ma anche gli altri sentieri, gli altri itinerari che partono da San Lorenzo al mare e salgono qui nella valle, ma come per esempio da Taggia salgono verso la Valle Argentina e così via. Erano sentieri che i Romani hanno riutilizzato, ma che hanno strappato in realtà ai Celto, Liguri, agli Ingauni che vivevano proprio qui nelle alture. Erano delle diramazioni, anche quelle secondarie, di questa Iulia Augusta, che sono servite per portare le truppe anche in alto e appunto sottomettere i Liguri. Però la Iulia Augusta nasce per collegare, diciamo, Roma alla Francia, alla Provenza, quella che una volta si chiamava provincia, no? Provenza deriva appunto dal termine latino provincia. E qui c'è, diciamo, un allestimento che è stato inaugurato quest'anno, proprio siamo a febbraio-marzo grosso modo di quest'anno. E questa zona raccoglie i reperti più antichi, mostra un po' quelle che sono le cime principali del nostro ponente ligure, quelle su cui si sospetta, se non si sono trovate veramente delle tracce, l'esistenza di altri castellieri che comunicavano attraverso queste alte vie, chiamiamole così, l'alta via della Liguria. E erano popolazioni ovviamente molto, molto povere, molto, insomma, non avevano un'economia tale, ecco, da sospettare chissà quale propagazione, chissà quale civiltà. Però ecco, con la romanizzazione arrivano anche, diciamo, un certo surplus, una certa ricchezza. Se vi spostate nella sala attigua, vedrete che una parte di questo anello del Castelliere del Follia, che è stato scavato a partire dall'85, ha restituito anche dei reperti molto interessanti, e in particolare alcuni reperti che riguardano l'installazione di una fucina per la lavorazione del ferro. Quindi sappiamo che intorno al I secolo a.C., primo secolo d.C., sul Castelliere del Follia si è stabilito un villaggio che era veramente autonomo, che aveva delle strutture di servizio di cui noi abbiamo scoperto soltanto, per così dire, questa parte, quella che riguardava appunto una fucina per la lavorazione del ferro. Bene, concludiamo questa giornata, anzi abbiamo concluso questa giornata con la visita all'interessante museo etnografico di Pietrabruna. Qua siamo nella sezione appunto etnografica, mentre prima abbiamo visto la sezione storica archeologica. E ringraziamo ovviamente tutti i partecipanti della partecipazione loro, e speriamo di rivederli in altre occasioni, e grazie anche a oggi che ci ha seguito in questa giornata uggiosa, ma direi ben riuscita. Grazie.